Allora, ho appena finito una sessione con un cliente che soffre di dolori persistenti alla bocca, alla lingua anche, e ne è venuto fuori questo, che magari può essere qualcosa che vi dà una mano anche a voi. Non possiamo aspettare che il dolore passi prima di riprenderci la nostra vita, perché il dolore cronico è una percezione del pericolo. Quindi quella percezione del pericolo che c'è all'interno di noi c'è per un conflitto o una paura. Non possiamo quindi darla vinta alla paura perché il dolore non finirà mai. Può anche andare avanti per molto tempo. Quindi la prima cosa è riprendersi la propria vita, capire che quel dolore in realtà è una percezione del pericolo e lasciare andare il controllo delle cose.